Salve Wagyu, buonasera ragazzi, sempre e solo Forza Napoli. Date una capata al like, proprio con il cellulare in mano, fate così, vedi, boom, un like e iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Napoli che vince contro la Stella Rossa, Red Star, Estrela Vermelha in portoghese per 3-1. Stasera sto brasiliano perché in omaggio ad Allan, che nella scorsa sosta con le nazionali ha debuttato con la camisetta con la selezione brasiliera. Forza Allan, un abbraccio forte, in bocca al lupo per lui. Parliamo del nostro Napoli che ha vinto questa partita complicata, però direi dominata, ma quel gol non ci voleva proprio. Quel gol subito, ragazzi, pregiudica un po' la partita, la nostra qualificazione agli ottavi, perché potevamo anche, se non sbaglio, potevamo anche perdere 1-0, ma invece no, 1-0 non si può perdere contro il Liverpool. Possiamo perdere 1-0, no, possiamo perdere con un gol di scarto. L'importante è segnare, poi potremmo pure perdere con un gol di scarto. L'importante è segnare, possiamo anche pareggiare, però segnando. Ha un po', diciamo, complicato questo gol subito ingenuamente. Io non voglio fare critiche, però sempre solo Mario Rui in coppa che la fascia, la maggior parte arrivano da là. I gol che il Napoli subisce non ci sta proprio niente da fare, arrivano là, volate Mario Rui, poi sta niente da fare. E fa tirare, e fa crossare, fatto cosa. E si è perso il suo avversario, il quale l'ha insaccata. Ragazzi, vabbè, importante aver vinto, 3 punti importantissimi. Paris Saint-Germain che vince contro il Liverpool in casa, e penso che è fatta per il Paris Saint-Germain, perché sta a 8 punti, può andare tranquillamente a 11 l'ultima partita, anche se al Belgrado sarà difficile, perché nello stadio della Stella Rossa il Napoli ha pareggiato e il Liverpool ci ha perso, quindi niente, no, se guardano non mi ricordo, vabbè. E niente ragazzi, come dicevo, il Paris Saint-Germain che penso qualificato, perché deve praticamente perdere contro la Stella Rossa l'ultima, poi un po' difficile, niente impossibile, ma un po' difficile. Il Napoli deve vincere, deve soprattutto fare un gol, poi può anche pareggiare o perdere con un gol di scarto, quindi siamo messi un po' meglio del Liverpool, ma sarà un'impresa comunque quella dei nostri ragazzi in Inghilterra a dicembre. E niente, della partita cosa possiamo dire? Il Napoli ha dominato, il secondo tempo, forse perché si sentiva sicuro del risultato, un po' la Stella Rossa pure è andata un po', è salita un po', rischiando qualcosina, ma siamo riusciti a tenere, diciamo, un buon possesso palla, rischiando poco, qualcosina ma poco, anzi direi che Ospina ha fatto anche degli interventi importanti. Purtroppo, come già ho detto prima, quel gol non ci voleva proprio, però ragazzi, dai, un applauso ai nostri giovanotti, perché comunque si sono comportati bene, non hanno fatto lo stesso sbaglio che hanno fatto contro il Chievo, quella di sottovalutare l'avversario. Subito sono partiti di prima, seconda, terza, grande Mertens, quasi trasferì con le Mertens, mamma mia, con le tacche nei primi minuti, ma come si fa? No, ci hanno mangiato pari gol nei primi minuti, proprio una cosa incredibile, miracoli del portiere, guarda, vabbè, comunque ragazzi, una vittoria importantissima che darà comunque filo da torcere addosso al Liverpool,
che ricordiamolo è la stata finalista della scorsa edizione, vice campioni d'Europa in carica, e ce la giochiamo con loro, purtroppo in Inghilterra, però comunque con risultati un po' più a favore. Importante è segnare un gol, poi ci gestiamo la partita, ce la gestiamo, potremmo perdere uno con le carte, potremmo pareggiare, l'importante è segnare, perché se dobbiamo puntare tutto sulla stella vermelha, penso proprio che stella vermelha perderà col Paris Saint-Germain, quasi certamente. Comunque tutto è possibile. E vota ai ragazzi, penso che vabbè, Mertens non c'è neanche bisogno di giudicare, pure Insigne ha fatto una grande partita, Ospina interventi importanti. A me non è piaciuto, vabbè, Mario Rui abbiamo capito ormai in difesa ha problemi, perché lui come posso dire, ha lo svantaggio fisico, no? È basso, non ha quella forza fisica, quindi un po' per questo, un po' perché anche in fase d'attacco sta sbagliando troppi cross, troppi passaggi, finalizzando male, però dai, comunque ha preso la sufficienza. Penso come il resto di tutti quanti, grande capitano che ha segnato il primo gol, secondo gol di Mertens e terzo gol sempre di Mertens, e poi c'è stato il 3-1 della Stella Rossa che non dovevamo subire, porca puttana la miseria, però vabbè, non fa niente, dai ragazzi, sarà vincere 4-5-0 sta partita. Le altre italiane, la Juventus ha vinto 1-0 ieri, la Roma ha perso 2-0, la Juventus ha vinto col Valencia 1-0, la Roma ha perso 2-0 contro mi sembra il Barcellona, mi pare, sì. Vabbè, ma era difficile, no, contro il Real Madrid era difficile. E poi c'è stata l'Inter stasera, che negli ultimi 10 minuti si è fatta insaccare, e si è complicata la vita. Il Napoli può ancora vincere il girone, bisogna, come ho già detto, fare il risultato là contro il Liverpool, che stanno usando all'uecchia a dicembre. Ragazzi, date una testata al vostro telefono, lasciate un like, iscrivetevi al canale qualora non l'avesse già fatto. Ci sentiamo nel prossimo video, e sempre solo Forza Napoli. Fatto il contrario, aspetta. Ciao.